G20 dopo le immagini della semifinale con assembramenti e caos, prefetture e amministrazioni comunali corrono ai ripari in tutto il Veneto, niente maxi schermi nelle piazze da Padova e Treviso passando per Jesolo. Al via i lavori del G20, Venezia blindata per il timore di proteste, mentre i grandi studiano come ripartire disagi lungo le calli tra accessi interdetti e limitazioni al traffico anche acqueo. Questa mattina al Giardino Parolini a Bassano l'ultimo saluto a Beatrice, la 14enne è diventata un simbolo, paladina della disabilità, le parole toccanti, oggi niente lacrime, solo sorrisi. Schianto mortale sulla Feltrina, perdere la vita un motociclista di 41 anni, il grave incidente ieri sera, il sindaco Severin, è una strada pericolosa, bisogna andare piano. 90.000 cinghiali in Veneto, flash mob questa mattina della Coldiretti davanti alla stazione di Venezia, presente anche il presidente Zaia che ha lanciato un appello a intervenire subito. Ha decisamente rovinato la colazione dei clienti in un bar di Cittadella, l'arrivo improvviso di un grosso roditore, una nutria ha fatto capolino nel locale. Comune di Cortina e IUAV siglano un accordo d'intesa sulle progettualità future anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026 all'insegna della tutela del paesaggio. Buonasera e ben trovati in diretta con l'informazione regionale dei notiziari di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, in primo piano la finale di domenica prossima, quella degli europei 2020 di calcio con Italia-Inghilterra. C'è una stretta su questa finale, niente maxi schermi in piazze e plateatici per la finalissima. La decisione del vertice in prefettura per evitare che non si ripetano le scene di assembramenti visti in piazza Duomo a Treviso martedì sera. Vediamo. Niente maxi schermi e limitazioni il più possibile di quelle che possono essere situazioni anche individuali di singoli esercizi che però per formazione, per locazione possono prestarsi a vedere dei grandi assembramenti. Ad annunciare l'esito del vertice in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è il vice sindaco. Niente maxi schermi quindi in piazze e plateatici per la finale Italia-Inghilterra, mentre la partita si potrà seguire all'interno dei locali nel rispetto delle norme anti-Covid. Il divieto arriva dopo le scene di esultanza incontrollata, assembramenti e festeggiamenti di cui il centro è stato teatro martedì sera dopo la vittoria dell'Italia sulla Spagna. Scene inaccettabili, aveva commentato il prefetto Maria Rosaria Laganà, che ha formalizzato l'ordinanza affinché non si ripetano anche domenica. Ma il nodo resta il dopo. Non saranno bloccate le strade per eventuali festeggiamenti del post partita. Previsto però un dispiegamento di forze per i controlli. Strade libere anche se quelli che noi sappiamo essere magari i luoghi da sempre oggetto di festeggiamenti in caso di vittorie sportive saranno fortemente presidiati. La direttiva è quella di tenere ampiamente presidiati i luoghi abituali della festa, limitando gli elementi pericolosi dal punto di vista pandemico. Perché questa festa, che naturalmente speriamo ci sia, non vada a pregiudicare quelle che comunque è uno stato di miglioramento pandemico che non deve essere compromesso da un festeggiamento. E intanto il primo cittadino invita al senso di responsabilità individuale. Le immagini viste in occasione della semifinale, francamente, oltre a rallegrarci perché è bello rivedere le piazze piene, però da un punto di vista sanitario preoccupano e anche tanto, e quindi l'appello che faccio è di stringere i denti. Dobbiamo goderci questa bella finale con la speranza di vincere, però dobbiamo assumere un atteggiamento responsabile prima, durante e dopo la partita. Così a Treviso, adesso a Padova, dove continua naturalmente l'invito alla prudenza per domenica sera. Nel frattempo al Parco della Musica allestito il maxi schermo, 1800 posti all'aperto per seguire la nazionale. Cresce l'attesa per la finale degli europei Italia-Inghilterra, prevista domenica nello stadio di Wembley a Londra. Padova si prepara a gestire i tifosi pronti a radunarsi davanti ai maxi schermi allestiti in città. Il comune però ha deciso di non montare alcun schermo né in Prato della Valle né in altre piazze del centro nei quartieri. Ci saranno solo maxi schermi nei locali all'aperto. Il più grande è quello che si sta allestendo in queste ore all'interno del Parco della Musica di Via Venezia. Per la finale degli europei i gestori hanno deciso di potenziare il servizio di vigilanza. Noi abbiamo previsto 10 persone di sicurezza più 10 steward che daranno un attimo una mano per quanto riguarda poi la disposizione dei posti a sedere.
oltre a questo, come abbiamo fatto per la semifinale, faremo degli annunci dal palco per invitare tutti comunque a collaborare. 1800 sedie posizionate, richiesto uno spazio libero tra i gruppi di tifosi, ogni fila distanziata di 1 metro e poi continui appelli al rispetto delle regole. Raggiunto il numero massimo di persone, i cancelli verranno chiusi. In queste ore comune e prefettura dovrebbero anche definire la macchina dei controlli in città per evitare che eventuali caroselli si trasformino in pericolosi assembramenti. L'auspicio di istituzioni e forze dell'ordine è che ci sia buon senso da parte dei tifosi alla luce dei nuovi contagi di variante Delta. E adesso a Jesolo, dove per la finale di domenica si è deciso invece per la linea della prevenzione, vietando i maxi schermi nelle piazze per appunto la finalissima. Il sindaco Zoggia invita le persone a non assembrarsi ma a sparpagliarsi così il più possibile lungo le strade. Il divieto riguarda solo le piazze, ma nei bar o nei plateatici dei locali i maxi schermi sono riservati ai soli clienti seduti ai tavoli. Nessuno dunque in piedi. L'ordinanza arriva dopo la notte di festa, la vediamo nelle immagini, con fumogeni, cori e bandiere, con 1 migliaio di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, senza mascherine. E adesso restiamo a Venezia, andiamo in centro storico all'Arsenale, dove sono iniziati ufficialmente i lavori del G20 dell'economia all'Arsenale. Centinaia le forze dell'ordine in campo per la macchina della sicurezza. Prima giornata di inizio lavori per il G20 qui all'Arsenale. 62 delegazioni dei ministri dell'economia e governatori delle banche d'Italia dei 20 paesi industrializzati discuteranno del futuro dell'economia fino a domenica. Elicottero in volo per monitorare la situazione, forze dell'ordine in ogni angolo della città. I lavori del G20 sul futuro dell'economia mondiale hanno preso ufficialmente il via con il primo appuntamento alle 11:30, il Global Forum on Productivity. Massimo il livello di sicurezza garantito. Venezia infatti richiede maggiori forze in campo rispetto ad altre città per il fatto di essere sull'acqua. In tutto 7 divise tra polizia, carabinieri, guardia di finanza che lavoreranno fianco a fianco fino a domenica nella Smart Control Room del Tronchetto. Una sala operativa interforze che coordina oltre 1600 uomini. Il primo caso in Italia in cui viene organizzata una sala così, ha evidenziato il comandante della polizia locale Agostini, e che potrà essere presa come modello. Restrizioni e controlli riguardano principalmente la zona dell'Arsenale, dove sono riuniti centinaia di agenti e ci sono le transenne che delimitano i percorsi pedonali consentiti. I varchi sono presidiati. Residenti e frontisti devono munirsi di apposito pass per poterli attraversare. Sono operativi i divieti di navigazione privata e pubblica in alcuni canali. Massimo il rispetto nei confronti dell'ambiente, come dimostra l'angolo allestito dalla Protezione Civile in cui gli agenti possono rinfrescarsi bevendo acqua senza utilizzare centinaia di bottiglie di plastica. E se al Tronchetto c'è la Mente che coordina, al Terminal 103 della Marittima c'è l'hub interforze con oltre 1500 aggregati di polizia, carabinieri e guardia di finanza che vi fanno base prima di essere inviati sui luoghi da presidiare. Venerdì sarà la volta del Tax Symposium e dell'incontro tra i ministri dell'economia e dei governatori delle banche, che proseguirà anche sabato quando si concentreranno le contestazioni alle zattere. Domenica invece, giorno di chiusura dei lavori, si terrà la conferenza sul clima. E in parallelo con i lavori dell'economia e della finanza del G20, gli altri lavori, quelli degli attivisti di Extinction Rebellion, movimento che lotta per la crisi climatica. Siamo qui oggi per mettere in evidenza come ci sia una barriera tra chi decide e la popolazione, e siamo qui per dire che chi decide non ha l'autorevolezza, la consapevolezza di quello che sta realmente accadendo. Nel primo giorno del G20 dell'economia a Venezia, gli attivisti di Extinction Rebellion, movimento non violento che manifesta per chiedere ai governi azioni contro i cambiamenti climatici, si sono riuniti davanti alle transenne di sicurezza che sbarrano il passaggio all'Arsenale, dove si svolgono i meeting. Molti di loro si sono incollati al pavimento creando una sorta di barriera umana. Quello che è successo settimana scorsa in Canada penso abbia
dato un segnale molto chiaro a tutti quanti e nonostante questo le decisioni che vengono prese sono sempre solo delle decisioni di facciata. Tutti i paesi che sono rappresentati qui dentro oggi hanno firmato gli accordi di Parigi e dal 2015 invece le emissioni dei G20 continuano ad aumentare, quindi sono assolutamente non credibili da un lato e dall'altro per rallentare almeno o invertire la rotta è necessario un cambiamento radicale. Manifestanti anche in riva, poco distante dalla fermata del Vaporetto, con striscioni riportanti slogan tipo "I governi hanno fallito". Hanno fallito nel proteggere la popolazione che rappresentano e è il motivo per cui esistono i governi, quello di fare l'interesse della popolazione che rappresentano. Non lo stanno facendo perché il nostro interesse è contrastare la crisi climatica ed ecologica e questo è l'interesse anche dei nostri figli. Manifestazione pacifica iniziata verso le 10, terminata nel pomeriggio, che non ha richiesto particolari interventi delle forze dell'ordine presenti, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Il messaggio degli attivisti però va anche ai cittadini. Quello che ci aspettiamo è che ci sia una maggiore partecipazione collettiva della cittadinanza e alla fine il nostro appello, più che a loro, è rivolto ai cittadini, di attivarsi per quello che sta accadendo e di chiedere di essere protetti, perché abbiamo e hanno il diritto di essere protetti. E adesso nel Trevigiano, a Montebelluna, con lo schianto mortale in cui ha perso la vita un centauro di 41 anni. Un boato, poi il silenzio, quel silenzio surreale che ancora una volta fa presagire l'ennesima tragedia della strada. Uno schianto sulla Feltrina fra una moto e un'auto. A perdere la vita è un 41enne, Massimo Di Matteo, residente a Pederoba ma originario di Caserta. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:30 all'altezza dell'incrocio con via Lauretana. L'uomo, in sella alla sua due ruote, stava procedendo in direzione Montebelluna. Per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un Audi A8 guidata da un cittadino rumeno di 33 anni. L'automobilista è rimasto ferito e è stato portato in ospedale. Non c'è stato niente da fare invece per il motociclista. Troppo gravi le ferite riportate, i mezzi distrutti a terra, i segni dell'ennesima tragedia di un'altra vita stroncata. Una strada, questa, ci spiega il sindaco di Montebelluna, molto pericolosa. Certamente quel tratto lì è un tratto molto pericoloso perché è un tratto rettilineo sul quale si mette poi via Lauretana e un po' più a nord addirittura c'è a sinistra un distributore di benzina e anche lì sono successi già degli incidenti mortali. Tanti, troppi gli incidenti, anche mortali lungo questa strada, a volte causati dalla velocità, a volte dalla disattenzione. Al momento quello che posso dire chiaramente è quello che bisogna essere molto attenti, andare piano in quel tratto, evitare di superare e fare molto attenzione a quelle che sono le emissioni appunto da via Lauretana e dal distributore di benzina, perché molto spesso il distributore di benzina l'uscita dovrebbe essere verso Montebelluna, mentre ci sono persone che tagliano e vanno in direzione appunto di Feltre. Massimo Di Matteo lavorava come operaio presso un'azienda di verniciatura a Montebelluna e da qualche tempo viveva a Pederoba. Lascia un figlio di 10 anni, nato da una precedente relazione, e l'attuale fidanzata. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai militari dell'aliquota radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna. E questa mattina a Bassano e Giardino Parolini l'ultimo saluto a Beatrice, la 14enne è diventata un simbolo paladina della disabilità. Oggi niente lacrime, solo sorrisi. Sì, perché questo avrebbe voluto la giovanissima Beatrice Berti, la guerriera che ci ha lasciato a soli 14 anni. Tantissime persone hanno voluto stringersi nell'ultimo saluto a questa ragazza che tanto ha lottato per rendere la sua città, Bassano del Grappa, una città a misura di tutti e tutte, che tanto si è battuta per portare alta con orgoglio la sua sete di indipendenza, per far sentire la sua voglia di libertà, di anticonformismo, la sua fame di amicizia, lealtà, amore, rispetto e tenacia, su quella sedia a rotelle che è diventata la sua forza, la sua armatura. Toccanti le parole di Don Enrico Bortolaso, che ha officiato al Giardino Parolini la cerimonia assieme all'abate di Bassano Don Andrea Guglielmi. Talitacum, rialzati quando i ritardi della burocrazia sembrano fermare un momento che era tuo. Beatrice ci rialza con la gioia dei canti, con la fede che ci portiamo. Soltanto abbi fede
Tu, Beatrice, stai dormendo, ma con la tua opera ci sostieni e ci fai camminare per la strada straordinaria che hai aperto. Un amore grande quello che ha saputo dare Beatrice, un amore immenso quello di mamma Valentina e papà Andrea, dei fratellini Nicola e Giacomo. Sei luce, amore nostro, lo sei sempre stata e ora lo sarai ancora di più. E l'unica promessa che possiamo farti è che questa luce non smetterà mai, mai, mai di splendere e continueremo a ridere anche nei momenti più bui, come tu ci hai insegnato. Sostienici, Bea, perché la tua assenza pesa come un macigno, ma la tua forza sarà il nostro scudo e il tuo sorriso meraviglioso sarà il nostro motore. Vai leggera, amore, è stato un onore essere la tua mamma e il tuo papà, è stato un onore essere la tua famiglia. Ti amiamo 3000, Bea. Presenti compagni di classe, insegnanti, la preside della scuola Vittorelli, che hanno donato un albero dedicato a Beatrice che sarà piantato proprio al giardino Parolini. Non solo, a lei sarà intitolata un'aula della media Vittorelli perché la sua presenza resti più che mai tangibile e il suo non sia solo un ricordo, ma un esempio di vita per ragazzi e ragazze. Ragazze e ragazzi che hanno cantato per la loro amica, che ora può correre libera e leggera. Tu, cara Beatrice, resterai sempre nei nostri cuori. Adesso torniamo a Venezia con la protesta degli agricoltori che scendono in piazza contro il Veneto assediato dai cinghiali. Flash mob silente, invasione pacifica del Canal Grande, del ponte di Calatrava, degli agricoltori di Coldiretti Veneto, accompagnati da una cinquantina di sindaci e amministratori arrivati da ogni parte della regione con la presenza del governatore Zaia. Il territorio non ce la fa più, dalla pedemontana vicentina e trevigiana al bellunese, dai colli euganei e iberici ai monti della Lessinia, l'invasione dei cinghiali è visibile. Almeno 90.000 gli esemplari in circolazione, contro cui 7.000 se le controlli poco possono fare. È saltato l'ecosistema rispetto al cinghiale e l'azione di contenimento è fondamentale, altrimenti avremo il problema dell'abbandono da parte degli agricoltori dei territori. Ci sono letteralmente devastate colture dei nostri agricoltori e la non sostenibilità dell'agricoltura rischia di fare spopolare i territori e lo spopolamento ci porta poi a quello che è l'abbandono di tutto quello che è l'area agricola del Veneto. Scendono a valle, ci distruggono tutti i raccolti e purtroppo non solo, ma sono un pericolo per la sicurezza dei cittadini e anche dei nostri bambini. Quindi chiediamo rispetto e veramente un contenimento di quelle che sono il dilagare di questa invasione di cinghiali e non solo. Gli agricoltori, che il presidente Veneto ha ringraziato per il costante presidio del territorio, chiedono una modifica della legge nazionale e meno burocrazia nell'adottare sistemi di contrasto. Il pericolo è costante, come testimonia l'esperienza vissuta da Carla Peruffo, assessore di Ospedaletto Euganeo, recentemente coinvolta in un incidente causato da un cinghiale sceso sulla strada. L'invasione gialla della laguna contro un'invasione che continua silenziosa, documentata nel dossier L'assedio dei cinghiali in Veneto consegnato alle autorità regionali presenti, un assedio che agli agricoltori non toglie la voglia di continuare a lottare. Ancora la cronaca nel Vicentino, stavolta con il raid di furti in abitazione. Da Camisano Vicentino ad Altavilla, passando per Barbarano e Brendola, raid di furti nella provincia. Nel giro di poche ore tra la notte e mattina di mercoledì 7 luglio e giovedì 8, messi a segno una serie di colpi in abitazione mentre i proprietari dormivano. Potrebbe essere opera della stessa banda, indagano i carabinieri. A Camisano i ladri hanno colpito tra l'1 di notte e le 6:30 del mattino con i proprietari a letto, messi a soqquadro armadi e cassetti per un bottino di 1.600 euro in contanti. Sempre la notte, ma questa volta ad Altavilla, i ladri con il
il proprietario in casa, sono riusciti a portare via 2.500 euro in contanti, preziosi da quantificare, carte di credito e documenti. In azione poi alle 11 a Barbarano, dove dopo aver scavalcato il cancello dell'abitazione si sono introdotti approfittando dell'assenza del proprietario in casa, razziando monili in oro e contanti, bottino qui da quantificare. A Brendola le vittime sono una coppia di pensionati che a causa del caldo hanno lasciato la finestra aperta, consentendo ai malviventi di entrare ed arraffare rapidamente 3.600 euro in contanti e preziosi per un valore di 5.000 euro. Non paghi, la banda avrebbe razziato anche l'acquapark di Altavilla Vicentina, portando via materiale vario e 2 robottini per pulire le piscine. Restiamo nel Vicentino con il piano tamponi per tracciare eventuali varianti del Covid. La moglie perché non l'ho mai fatto. Allora signora, prego. Io ho già fatto perché stavo vaccinando. Si fermano, chiedono informazioni e poi fanno il tampone. È un continuo via vai di gente alla loggia del Capitaniato a Vicenza, di vicentini e non solo, che approfittano dell'iniziativa del piano tamponi che mira ad individuare l'eventuale presenza di variante Delta tra la popolazione. Oggi per tutti i giovedì di luglio saremo qui in piazza, mentre domani pomeriggio, verosimilmente anche gli altri venerdì pomeriggio, saremo all'emisfero Cattane. L'accesso è libero, stiamo vedendo una buona adesione, veramente, peraltro trasversale come fasce di età e classi di età. Partecipano persone vaccinate e non vaccinate, non c'è alcun problema al riguardo e mira semplicemente ad avere appunto un dato oggettivo di quello che è lo stato di salute della nostra popolazione. Il tampone che viene fatto è quello molecolare con esito entro le 24-48 ore, responso che poi il cittadino potrà avere dal suo medico di base o anche attraverso le varie app da Io ad Immuni. Al lavoro l'equipe infermieristica delle cure primarie del distretto est, misurazione della temperatura, igienizzazione e poi la semplice parte burocratica ed infine il tampone. Pochi minuti e poi si può uscire. Nel primo giorno, nel giro di poco più di 4 ore, sono stati fatti circa 200 tamponi. La scelta del giovedì non è a caso, la presenza del mercato nelle piazze attira molta più gente e diventa più facile unire, diciamo così, l'utile, il tampone, al dilettevole, lo shopping tra i banchi. E se qualcuno volesse vaccinarsi? Diversificare l'offerta diventa un po' problematico, però siamo pronti chiaramente a raccogliere adesioni se qualcuno dice voglio vaccinarmi. E adesso a Cittadella con un cliente decisamente poco gradito in un bar. Brioche e cappuccino con una spruzzatina di nutria al posto del cacao. Non è stata una colazione facile quella degli avventori di un bar di Via dell'Industria a Cittadella che alle 8:15, seduti ai tavolini, si sono trovati davanti questo grosso roditore. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che grazie a un apposito strumento a laccio hanno bloccato la nutria e placato gli animi di gestori e cittadini. Un po' di paura c'è da pensare che l'abbia avuta anche il grosso topo, che per sua fortuna è finito in mani amorevoli. I vigili del fuoco infatti lo hanno restituito al suo habitat naturale, liberandolo vicino al fiume Brenta. Obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 con il Comune di Cortina e lo IUAV che hanno siglato il Patto per il Futuro. Siglato un accordo di collaborazione tra Comune di Cortina d'Ampezzo e IUAV per sviluppare ricerca, tutela, conservazione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio. Abbiamo un percorso importante da affrontare per Cortina, per il Veneto, ma direi per il paese intero, che sono l'obiettivo Milano-Cortina 2026. E chi meglio dell'Università di Venezia, lo IUAV al nostro fianco, per mettere al centro il nostro territorio, anche ovviamente il costruito, per renderlo ovviamente sicuramente più funzionale, più moderno, con una tutela particolare per il paesaggio, perché questo è il principio che ci guida. L'Ateneo veneziano metterà a disposizione del territorio ampezzano la propria esperienza in questo ambito, anche nella prospettiva delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il cui principio innovativo è la previsione di costruire da zero solo l'8% delle strutture, in favore di una riqualificazione intensiva di quelle già esistenti. Gli studi e le ricerche riescono a diventare poi utili e sostanziali se si raffrontano con le questioni reali, con i luoghi reali. Quindi è molto importante per noi che abbiamo maturato delle competenze specifiche in molti dei settori di cui questa convenzione, questo accordo si occupa, ma che sempre siamo contenti quando si tratta appunto sul terreno di mettere a frutto le nostre competenze specifiche. Saranno quindi avviati progetti di ricerca per il restauro e il riuso di edifici e beni artistici
mobili e immobili, patrimonio di un territorio di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, mentre ulteriori attività di ricerca saranno dedicate all'efficientamento energetico di edifici già tutelati. Termina qui questa edizione regionale dei nostri notiziari di Antenna 3 Media Nord-Est. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso ci salutiamo con le previsioni meteo per le prossime ore e poi ancora in diretta con l'informazione da Venezia e provincia. Vi aspettiamo, a dopo. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare, sarà dunque maggiormente soleggiato, con caldo e sensazione di afa in attenuazione. Il dettaglio di venerdì 9 luglio. Sul Veneto sarà più asciutto e stabile il tempo. Ci attende infatti una giornata decisamente soleggiata, con cielo sereno o al massimo con qualche locale velatura. Temperature, come detto, in lieve calo, anche sensibile, minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino sui settori montuosi, tanto sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo isolati acquazzoni in mattinata sui settori di confine, migliorerà ovunque a seguire. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.